Non è innanzitutto solo una questione di esperienza, nel senso è documentato e documentabile il fatto che la narrazione attorno all'energia nucleare sia stata estremamente catastrofista e demonizzante per decenni, per una serie di concause che esamineremo nel corso di questa serata anche. Oggi finalmente si sta cambiando registro, nel senso che oggi l'energia nucleare viene sempre di più vista come una fonte sostenibile per l'ambiente, una fonte a basse emissioni. Anche l'Unione Europea, le istituzioni iniziano a parificarla alle rinnovabili per quanto riguarda la lotta al cambiamento climatico, e quindi speriamo che in futuro anche in Italia, dove su questi temi tendiamo sempre a essere un po' più indietro rispetto agli altri, ci si possa, come dire, adeguare a questa narrazione scientifica e moderna. Dal suo punto di vista, per il futuro dobbiamo essere più positivi o più negativi? Io direi positivi, però diciamo che in Italia le cose tendono ad andare lentamente, quindi positivi, ma occorre avere pazienza. E dal punto di vista dell'informazione, che cosa si dovrebbe fare di più? Sicuramente bisognerebbe iniziare a parlare di nucleare coinvolgendo scienziati che si occupino di energia nucleare e non solo, diciamo, ambientalisti, attivisti o geologi che si improvvisano tuttologi.